Buongiorno a tutti. Allora, oggi ho il piacere di presentare un progetto di legge statale, perché la competenza è statale, che riguarda la cultura, o meglio, riguarda le misure di agevolazione fiscale per la cultura. Perché fare questo progetto di legge statale? Perché dai dati di cui siamo entrati in possesso, specialmente nel post-Covid, è emerso che molte persone, una percentuale importante di persone, con il Covid non ha potuto partecipare agli eventi culturali pur avendone un grande bisogno. E questo è, diciamo, uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo progetto di legge. Allora, partiamo dal concetto intanto che la cultura sia armonia di vita. Come viene scritto nella relazione di questo progetto di legge. Quindi già il concetto di armonia ci fa pensare al fatto che la cultura non afferisce solo a un qualche cosa di particolare a sé stante, ma riguarda tutta la vita, tocca molti settori della vita e implica il concetto di crescita sociale, di sviluppo economico, nel caso del Veneto anche di offerta turistica che alimenta un turismo di qualità alta e civile. Non dimentichiamo l'articolo 9 della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ora dobbiamo partire dal presupposto della fruibilità della cultura che implica un concetto anche di equità sociale, perché se noi pensiamo alla cultura come un qualcosa che ha a che fare con il benessere sociale, voi capite che non possiamo escludere nessuno dall'usare della cultura proprio perché nessuno va escluso da qualsiasi tipo di benessere. Allora, così come l'estensione della detraibilità è prevista per le spese mediche e farmaceutiche, non vedo perché non dobbiamo estenderla anche alle spese che riguardano la cultura e quindi alle spese per l'acquisto di biglietti d'ingresso, tessere di abbonamento a musei, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, per attività di formazione, di divulgazione, workshop, laboratori, visite guidate. E questo è il concetto della cultura che cura. Dobbiamo soffermarci su questo concetto, altrimenti tutto diventa, sembra avere una valenza che riguarda soltanto l'economia. Così non è, perché la cultura è un bene essenziale alla salute, intesa come equilibrio psicofisico delle persone e condizione per ogni corretto stile di vita. Altra cosa che mi preme sottolineare è che questa introduzione di agevolazione fiscale, che è rappresentata appunto dalla detraibilità dei consumi culturali e degli investimenti individuali in progetti culturali, il cosiddetto crowdfunding in cultura, prescinde dai limiti di spesa in consumi culturali e dall'ISEE del consumatore, proprio per dare un significato, diciamo così, universale
a questo progetto di legge, che è un progetto di legge molto semplice, perché sostanzialmente è una novellazione al primo comma dell'articolo 15 del DPR numero 917 del 1986, che consiste appunto nell'inserimento della lettera E quinquies che rende detraibili le spese culturali così come sopra specificate. Allora, l'occasione di presentare questo progetto di legge statale non è stato un ripiego, intanto perché la competenza, come ho detto prima, è statale, ma soprattutto non vorrei che qualcuno pensasse che il Consiglio regionale oramai fa solo progetti di legge statali, perché tanto si fa il progetto di legge e poi viene lasciato in panchina. Non è così. Primo perché abbiamo un ministro che si sta dimostrando molto attento ai problemi, alla cultura e ai problemi connessi alla cultura. Quindi io farò veramente da rompiscatole affinché a Roma questo progetto di legge venga seguito con la passione e l'attenzione che merita, perché diversamente vorrebbe dire non dare alla cultura il peso che ha nella nostra società. Vorrei spendere una parola anche sul perché sostenere le attività culturali, perché qualcuno potrebbe dire: ma perché dobbiamo proprio sostenere le attività culturali? Allora mi rifaccio un po' alle teorie di Baumol, il quale sosteneva che, per esempio, le attività teatrali, per citarne qualcuna, lasciate a se stesse, vanno verso uno squilibrio finanziario non tanto per una cattiva amministrazione, ma per le loro caratteristiche strutturali. Cioè si tratta, quando si parla di associazioni culturali che a vario titolo intervengono nella cultura, si parla di una fragilità finanziaria proprio in re ipsa, strutturale. È ovvio che se noi non incentiviamo, lasciatemi passare il termine, tra virgolette, il consumo di cultura, ovviamente anche tutte le attività che stanno dietro ne soffrono. E questo non deve accadere. Dobbiamo veramente fugare ogni dubbio sul fatto che la cultura porta benessere, porta civiltà, porta anche economia. E poi l'altro concetto che mi premeva sottolineare con questo progetto di legge è il concetto di equità, cioè gli effetti benefici che l'esposizione alla cultura produce per tutti fa diventare controproducente, voi capite, che alcuni non ne possano utilizzare. Quindi il finanziamento delle attività culturali è un vero e proprio momento cruciale nella vita di un sistema sociale che non riguarda solo la conservazione della cultura del passato, ma anche lo svolgimento di attività che contribuiscono a far vivere un popolo e la sua identità. Dalle attività culturali derivano contributi positivi per la convivenza civile, stimoli alla creatività e all'innovazione. E nel nostro paese i beni e le attività culturali sono anche risorse per il turismo. Ecco perché occorre assicurare adeguati finanziamenti. Ecco, allora, scendendo un attimo nel testo di legge, come si propone di assicurare dei finanziamenti adeguati
che del resto sono presenti anche nel resto d'Europa, per esempio di sicuro in Inghilterra, in Gran Bretagna ci sono queste agevolazioni. Cosa propone? Beh, allora, intanto abbiamo nella norma finanziaria, all'articolo 4, abbiamo valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante la corresponsione di una riduzione del fondo per la copertura delle spese finanziarie. Quindi si è pensato di provvedere in questo senso. Sì, e comunque è una diciamo, agevolazione che viene data ai cittadini Sì, si che scaricano. possono detrarre appunto le spese che hanno sostenuto a titolo culturale, che può essere il biglietto per andare al cinema, per andare a teatro. E come avviene, lei aveva detto come avviene con la spesa farmaceutica, Sì, quindi uno se lo trova anche nel 730 unico già precompilato. certo, attivati, con questa modalità. Quindi con questa, esatto, Con questa modalità. E prevedete circa 40 milioni Sì, anno. E come possono essere suddivisi questi 40 milioni? nell'ambito del settore culturale. Beh, questa è una domanda un po' sibillina, nel senso che non mi voglio schierare da nessuna parte, perché abbiamo appena detto che la cultura è cultura a 360 gradi, però avrei un occhio di riguardo per tutte quelle attività culturali che si svolgono nei comuni, perché reputo che siano un forte aggregante per tutta la comunità, cioè un coinvolgimento delle scuole, dei comuni, delle associazioni e ovviamente di tutto quello che può incidere proprio direttamente nella vita sociale degli utenti. Quindi legare, diciamo, in qualche maniera il contributo, questo dato dal 19% diciamo, dei costi, al luogo in cui viene prodotto, cioè praticamente al comune. In Inghilterra, per esempio, uno nel momento in cui fa una donazione di questo tipo segnala anche già Sì. la destinazione d'uso, ma vedo che lei invece lascia spazio anche al Parlamento eventualmente se vuole integrare la norma. Beh, sicuramente. A questo proposito vorrei ricordare, cosa di cui magari molte volte non si parla tanto, dell'importanza della commistione pubblico-privato. Cioè dobbiamo renderci conto che le attività di cultura molte volte sono imprese culturali, cioè si parla quindi anche di economia. E così come è stato sottolineato anche nello Stato Generale della Cultura, mi pare che si sia tenuto la scorsa settimana, dovrebbe esserci un maggiore coinvolgimento anche da parte delle imprese, nel senso che cultura a 360 gradi vuol dire che si tratta anche del processo che viene seguito per raggiungere un obiettivo. Pertanto può essere anche l'acciaieria, faccio per dire, il processo che ha fatto sì che un'acciaieria abbia prodotto una fusione particolare. Ma perché dico questo, che può sembrare anche un'affermazione azzardata? Perché dietro quella fusione ci sta comunque la cultura, la preparazione delle persone, dei cervelli che poi l'hanno prodotta. Sì, è notorio, diciamo, che c'era già qualcuno che aveva detto che probabilmente il Rinascimento fiorentino aveva portato non solamente i capolavori che aveva fatto a Firenze, ma anche una classe lavoratrice, quindi prodotti manufatti, e lo stesso lo vediamo anche a Venezia, manufatti capaci di conquistare mercati europei, perché fatti in un ambiente Mi piace bello. citare uno per tutti l'esempio di Van Gogh. Allora, Van Gogh in vita non ha potuto gioire dell'apprezzamento delle sue opere. Perché? Perché doveva lavorare per mantenersi, ma quello che ha fatto sì
che noi invece potessimo apprezzare l'opera di Van Gogh, la motivazione che sta alla base, e per questo viene portato spesso come esempio, sta nei suoi familiari, nella fattispecie proprio in particolar modo il fratello, che lo finanziava. Cioè lui ha potuto dare sfogo a tutta la sua creatività, e noi la possiamo oggi apprezzare perché c'è stato qualcuno, e qui si apre anche la strada al concetto ovviamente di mecenatismo, perché c'è stato qualcuno che l'ha sostenuto. Diciamo che Theo Van Gogh è un caso particolarissimo. Ci sono anche degli imprenditori illuminati. Mi è venuto in mente ecco, questo. No, poi ci sono anche degli imprenditori illuminati che hanno Olivetti, per fare un nome in sì, ambito abbastanza vicino a noi anche fisicamente, visto sì, che ha che commissionato in Piazza esatto. San Marco il suo negozio a Carlo Scarpa, Sì. tanto per citare un esempio abbastanza vicino. Che tempi prevede per questa legge? Questa è proprio una bella domanda. Se fosse per me, io non sono a Roma, però lavoro qui, e quindi diciamo l'iniziativa come presidente della sesta commissione è partita da qui, perché e sono sempre più convinta di questo. Noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, possiamo avere un sacco di belle idee, ma se non partiamo dalla cultura, veramente rischiamo di non andare da nessuna parte. Dalla cultura, come dicevo prima, cultura come cura, e questo è il concetto fondamentale. Io spero che da parte mia provvederò a contattare i nostri parlamentari affinché penso che non sia una questione di cartello politico, di casacca politica, parliamo di qualche cosa di universale, e quindi mi auguro che la sensibilità di tutti i nostri parlamentari faccia sì che l'iter per l'approvazione di questo progetto di legge sia il più rapido possibile, compatibilmente con i problemi finanziari e insomma, però se altrimenti non ci veniamo poi a raccontare le storie dell'importanza della cultura, di quello che si può fare con la cultura, perché rimangono solo parole. Dobbiamo, credo, anche dare un segnale molto ma molto forte a tutti i cittadini. Perfetto, io la ringrazio e do l'appuntamento. Un'ultima Ecco, dica. cosa, volevo ringraziare di cuore la, tra virgolette, mia dottoressa Colucci, che è stata determinante per questo progetto di legge. Sì, perché le idee camminano sulle gambe degli uomini, c'è anche qualcuno che i lavori deve anche farli e portare concretamente. Quindi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, c'è qualcuno che è collegato, se vi può interessare, per cui diamo appuntamento alla discussione qua in Consiglio e all'incontro con i nostri parlamentari. Grazie a tutti quanti. Grazie.